Cioè, che cosa sarà mai stoppato di stabilità? Sostanzialmente un'equa divisione del malessere. C'è chi ha i bilanci con il buco e noi lo dobbiamo tappare questi buchi con i soldi del nord. Il patto di stabilità, secondo l'amara lettura del presidente Zaia, è un patto di diseguaglianza all'insegna del due pesi e due misure. Da un lato le difficoltà di bilancio di una regione, dall'altro un tornado che ha messo in ginocchio la riviera del Brenta. Due dissesti, uno economico, l'altro naturale, uno con responsabilità amministrative, l'altro frutto di un tragico destino. Due vicende agli antipodi con due destini opposti. 500 milioni alla Sicilia per tappare il buco di bilancio contro 2 milioni senza alcuna garanzia di poterne avere altri per il Veneto. Da Palermo il presidente della regione Sicilia risponde che quei soldi sono soldi siciliani che tornano in Sicilia per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale e cita i 3 miliardi di sprechi eliminati durante i suoi 2 anni e mezzo di mandato. Resta però il fatto che il Veneto, si risponde da Venezia, tantissimo sta destinando allo Stato centrale e pochissimo nel caso del disastro naturale della Riviera, sta per ora ricevendo indietro. Finisce che poi la partita dei Veneti, i Veneti sono bravi, si arrangiano, hanno avuto donazioni, ormai si sono dimenticati e noi non vogliamo che accada questo. Vogliamo 92 milioni di euro, uno sopra l'altro, direttamente per la Riviera del Brenta.